Allora, salve a tutti. Questo video ehm, l'ho realizzato espressamente per Silvia, che mi aveva chiesto come era possibile di spiegargli praticamente passo per passo come riuscire a trasferire il sito WordPress che aveva realizzato in locale su un computer e trasferirlo in un altro computer. Allora, innanzitutto Silvia aveva già effettuato il backup tramite un programma apposito e adesso mi ha detto che aveva delle difficoltà nel avviare il WordPress nel suo computer di casa. Allora, vediamo come si può risolvere questo problema. Allora, innanzitutto bisogna andare nella cartella C, quella principale, nella, scusate, partizione C del computer, si clicca sopra, si va in testa, avevamo già creato una cartella Bitnami. All'interno di questa cartella abbiamo, almeno nel mio caso, sia Joomla che WordPress, che sono due CMS. A noi però ci interessa WordPress, quindi andiamo su WordPress, ok. Una volta qui dobbiamo scendere e andare su managerwindow.exe, questo file, cliccarci due volte, premere sì. A questo punto avremo questa finestra. Dovremo andare ad accertarci che all'interno della sottocartella Manage Servers entrambi questi due pallini sono verdi, il che significa che sia MySQL che Apache stanno funzionando. Perché è importante questo? Perché entrambi simulano in pratica le funzionalità di un server che funziona, diciamo, online. Ovviamente il server online, per caricare un sito online c'è bisogno di un server e ovviamente c'è bisogno di un hosting che noi dobbiamo pagare affinché lui ci ospiti il nostro sito. In locale questo non serve. Quindi praticamente questi due elementi servono a creare un hosting server in locale. Nel caso di Silvia probabilmente lei ha entrambi spenti. Avendo entrambi spenti, cioè vedete con le due pallini rossi, lei quando digita sul browser localhost WordPress dice errore. Allora in questo caso bisogna andare sul tasto Start All, premerlo, i due pallini da rosso diventano arancione e poi verde. Fatto questo si riduce ad icona questa finestra, si va sul browser, in questo caso Chrome, si digita localhost WordPress. Tramite questa scrittura noi entriamo nel sito che abbiamo costruito in locale. Adesso ci vuole un po' di tempo perché sta caricando. Ecco qua, questo qui è il sito che noi abbiamo creato in locale. Se invece nel nostro caso abbiamo bisogno di entrare nel backend, allora bisogna aggiungere wp admin, ecco qua, login. Ci vuole un po' di tempo, questa procedura magari può durare di più o di meno a seconda del computer, della potenza del computer. Ecco qua siamo nel backend del sito. Cosa rimane da fare a questo punto? Pochissimo. Bisogna andare sulla colonna di sinistra, cercare All-in-One WP Migration, che è quel particolare plugin che in rapidi passaggi ci permette di fare il backup, di esportarlo e di importarlo. Una volta arrivati qui bisogna scegliere la voce import perché dobbiamo importare il backup che avevamo fatto sull'altro computer. A questo punto qua abbiamo import from, dobbiamo scegliere la voce file. A questo punto
dobbiamo andare alla ricerca della cartella dove avevamo lasciato il backup. Quindi il backup si chiama solitamente localhost, eccetera, eccetera. Si clicca e si avvia. Adesso io qua non ho sotto mano o forse qua vediamo, no, non ho sotto mano il mio backup. Comunque questa è la procedura. Eventualmente se ci sono problemi nel trasferire il sito da un computer all'altro, fatemi sapere. Ciao a tutti.